Ciao Bragotters! Con la scusa di continuare a mantenere questo fisico possente da atleta, ho deciso di allenarmi un po' anche oggi, ma soprattutto volevo provare la GoPro Max nella modalità 360. E quale migliore occasione una giornata di sole post quarantena e un bel giretto in bici? Non ho nient'altro da fare in realtà, quindi oggi vi porterò con me e vi farò scoprire anche una bellissima cittadina murata che è qui nei dintorni di Bassano, Madò, sembro tipo Piero Angela. Ma a proposito, dov'è la GoPro Max? Oggi la testeremo in modalità 360, pensavo di farlo in discesa e per poterla testare in discesa, se devo fare della salita, non mi resta che cambiarmi, prendere la bici e portarvi insieme a me. Direi che posso fare un'altra magia per cambiarmi. Ma sto diventando un mago, lo so. Ho sbagliato professione quella volta. Andiamo, va. Oh! Voilà! E siamo subito a manetta, ragazzi. Mamma, quanto è bello andare giù. Attaccato al culo. Dai, gasato. Sì, già finita. Che bella la mia città. Tutto un cantiere ciò. E finirà anche. Per chi non lo sapesse, Bassano del Grappa è una cittadina medievale, o almeno credo, circondata da mura storiche e da castelli, e fa parte di un nucleo di cittadine simili che nel raggio di 20-30 km hanno più o meno tutte le stesse proprietà: le mura, i castelli, le luci, medioevo, sassi. Oggi vi porterò a vedere quella che forse è la più famosa cittadina muraria al mondo per un evento che viene svolto una volta ogni 2 anni, ovvero Marostica. Signori e signore, soprattutto signorine, guardate che bellezza che è, a esattamente 7 km da Bassano. Ma che meraviglia! Ah no? È bella, E questa è la piazza degli scacchi. Voi vi chiederete perché piazza degli scacchi? Perché qua, esattamente qua, c'è una scacchiera. In realtà non solo qua. Attenzione, trial con la bici da corsa. Anche qui vedete è pieno di scacchiere. Trial di nuovo, Danny McCasti. Eccomi, spacchiamo tutto. Guardate che carina che è. E questo è il castello inferiore. Infatti c'è un castello superiore che dovrò andare a vedere, che è sinonimo di salita, che è quello lassù. Lì, proprio lì. Per chi non fosse sicuro di essere in Veneto, oltre a un po' di storia e al Leone di San Marco, abbiamo un bar e 6 enoteche. Andiamo su. Da qui parte la salita per San Luca e per il castello superiore di Marostica. Bene, non so se dalla GoPro si vede, ma spacchiamo il cambio. Tra il castello superiore e quello inferiore dove ero prima c'è un camminamento su tutte le mura. Sarebbe bello farlo un giorno, magari no con le scarpette da ciclismo. Maria Vergine, il primo pezzo è durissimo, ragazzi. Lo so, me lo ricordavo ciò. E dopo 6 tornanti col sole in faccia e 40 gradi, mentre di là si va a San Luca, dove andremo anche dopo. Mai contento. Qua a destra, su una salita abbastanza ripidina, in piedi sui pedali, ragazzi. No, sta sentata. Si va al castello superiore, che vi farò vedere. Tanto ormai, chi è che mi ha fatto fare cavalcata? Guardate che meraviglia di panorama, però. E siamo solo al quinto tornante più o meno. Non voglio neanche sapere quanti ce ne sono per arrivare a San Luca. La faccio spesso in realtà, lo so, ma non parlo. Ecco, parlo e fa video, fa una fatica. È mortale sto strappetto. È corto ma bello ripido. Se penso che devo andare giù per tornare su e sono venuto fino a qua per farvi vedere il castello, ma mi sono proprio semo. Attenzione, ponte levatoio. Guardate che bello che è. Marostica, Pai Veneti. Ovviamente a causa del coronavirus è chiuso, però vi assicuro che dentro è molto bello. E quando è aperto si può fare il camminamento tra le mura. Entrare da qui, seguire il camminamento fino giù. Potete vedere la città dall'alto, camminare sulle mura storiche. Molto carino. Sarebbe fantastico avere una mountain bike qua adesso. Zoppa i scalini, tipo Fabio Midle. E insomma il cruco là. Vabbè, non so mai come si pronuncia. Ma amico, bici da corsa, quindi stiamo sull'asfalto. Si sente il profumo de storia qua, no? Che bei posti abbiamo in Veneto, perché mi qua sono residente. Ma che bei posti abbiamo in Italia, tra storia, cultura, arte. Il mio professore di storia dell'arte del liceo sarebbe fiero di me adesso. Ho godito una parola. Dai, 200 metri di discesa per poi risalire di nuovo. Però 200 metri a stecca. Almeno prendo la rincorsa per San Luca. No, lo stop. Frena. E non c'è nessuno. Maria santa. Poi ho dei freni a disco. Ora, salendo tra possibili serpenti, bisse, carbonassi e lucertole, vi racconto perché la partita a scacchi di Marostica è così famosa in tutto il mondo. E non potrei farlo che in salita, no Roby? Bravo, beh, idee che tanto te che fia. Come vi dicevo, ogni 2 anni si svolge questa partita a scacchi dove le pedine e i giocatori sono reali, sono esseri umani. In realtà c'è il cavallo col cavallo, l'uomo vestito da torre, non è proprio una torre di cemento, la regina, il re, i pedoni, gli alfieri con le lance e tutto il circo. Le mosse sono prestabilite, non è una partita vera e propria, è più un ricordo storico. E c'è gente da tutto il mondo che viene a vederla. Io credo di averla vista una volta da bambino e poi non so più andare. Però è molto caratteristica. Mi pare che la facciano a settembre. Magari vi lascio qui la data. Coronavirus permettendo. Ecco, beh, altro bello strappetto là. E mi parlo. Per fortuna che la GoPro appiattisce tutto e nel frattempo sento tutti i rumorini da queste erbette con 40 gradi al sole. Che belle idee che ho. Serpenti, via. E Roby, in piedi sui pedali. Vai di bragottata. Fai girare le cosce. Rasentava. Che non te ve su. No, Chris Froome. Fai Roby Segan piuttosto in salita.
Eccolo, ben 2,5 metri. Se qualcuno ha voglia di insegnarmi a impennare con la bici da corsa, accetto consigli. Ma come vi dicevo, il bello della partita a scacchi è la leggenda che si nasconde dietro ad essa. Me l'ha raccontato un mio amico di Marostica, quello che è venuto a Siargao con me. In caso prendetevela con lui. Ma si dice che un re del tempo era stanco di vedere duelli a morte per conquistare la principessa di turno. Femenese, i maschi se coppa e ora fa i ficcio. Cioè dal medioevo a oggi la storia non cambia comunque. A parte questo, il re stanco di vedere questi duelli a morte stipulò appunto una partita a scacchi fra i due duellanti. Sofinio. La cosa più bella di tutta questa storia è che sì, chi vinceva si prendeva la principessa ambita da zoccola, ma a chi perdeva, oltre a non essere ucciso, gli veniva data una donzella pure a lui. Quindi il morale di sta favola quasi che non occorre essere bravi. Se uno vuole tromba lo stesso, basta saper giocare, ma anche se te perdi basta un poco di carattere. Sofinio. E non è una storia fighissima eliminare la violenza e dare a tutti i due duellanti la mona. Che bello, che bello. Roby Segan, mi sono gasato, ho sentito mona. Falso piano all'ombra, è ora di dare tutto qui. No, sta sentando. Per chi mi seguisse su Strava, questo qui, oltre che trovare i percorsi che faccio e farsi 2 risate per i titoli, può anche vedere quanto sono lento, soprattutto quando faccio i video, Siamo già in più di 2000 lì, ridendo e scherzando. E chi l'avrebbe mai detto? Una pippa come me, che fa bici per tenersi allenato per l'inverno. Ma sì, o matti. È il momento di dare tutto, dai qua, sugli ulivi. Senta. Oh. Ma se poi. Ah sì, molti di voi mi hanno chiesto che fine ha fatto la mia moto. Ci siamo capiti, c'è, anche quella passione farò fatica ad abbandonarla. Quasi ripartire il MotoGP, vi prego, manco lavoro. E dopo una salita di 6-7 km, non mi ricordo mai, ma mi sembra sempre 200, San Luca, Siori e Siorine. Non so se sia un caso, ma in cima ad ogni salita c'è il nome di un santo: San Domenico, San Giacomo e Filippo, San Moritz, San Cristo, così apposta, a chiamarli così, perché quando arrivi in cima tutti li vedi. Ma addosso sti rumorini dalle fogliette, perché una volta mi salta fuori dal tombin e mi morse che è una caviccia. Però quanto è bello quando arrivi in cima e anche se è un piccolo colle, niente di che, si vede la città dall'alto. Poi che vederle dal basso sono capaci tutti. E andare in alto che è la parte difficile. Un gatto che mangia verdura. Va, che meraviglia. Contatto con la natura, no? Ma anche il fatto di essere arrivati in cima, non so mai. E adesso ragazzi comincia la discesa. E come detto a inizio episodio vi farò vedere cosa può combinare la GoPro Max in modalità 360. Sempre se riesco a incastrarla. In realtà ho comprato un aggeggio da attaccare al manubrio, però mi deve ancora arrivare e nel frattempo la facciamo un po' freestyle. Tanto sono il king delle cazzate, anche se non viene chissà che. Non è che sarebbe una novità. Modalità zingaro e via. Foglio di carta, nastro isolante, in cui credo di aver messo a posto il 90% delle cose della mia vita. Bastone per la Max, dato che mi sono portato su dalla schiena. E ovviamente GoPro Max. Tutto insieme fa ta-da! Guarda che robetta. Vabbè, la perdo sicuro. Vediamo che ne esce. Pronti? Oh! Voilà! Non ho idea, ragazzi! Non so neanche se posso frenare! Prego, non volare via! Roby, giù il ginocchio qua! Dai, sinistra, destra! 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 Vai, gasentissimo! Chissà cosa starà venendo fuori! Giù, aumento! Madonna, il crocchio degli zingari! Wow! Vai a pesce! Dai qui al tornante! Tornantone! Correntaio, giù il ginocchio! E ora su in piedi, come se fossi sul divano! Dai giù sui manubri! Dai a uomo! Ciò! Che tiro un'inchiodata con lo scotch! Dai adesso tutto! Dai che non abbiamo nessuno dietro! Neanche davanti perché sennò ero già morto! Sulla sinistra tutto adesso! Piegala! Dai a destra! Una gamba! Quelli in moto penseranno che sono fuori di testa! Ti dai la spinta qua! No video! No! I freni basta che funzionino! Anche se basta non frenare in realtà! Vai gasatissimo! Bella questa curva a destra ampia! Maria, ridatevi la moto! Vai destra-sinistra! Arrabbiata 1! Arrabbiata 2! Salto nuovo! Freno! Ti vado lungo qua, arrivo a Bassano da Marostica! Wow! Ci siamo ragazzi! Attenzione che c'è il velo! Cerchiamo di prenderlo! Limite 50! Cerca il 60! Eccolo! Finita anche questa discesa! Aspetta, va che tolgo sto casino! Voilà! Cosa vi è sembrato? Attualmente non ho la minima idea cosa può essere venuto fuori. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto e se vi piacerebbe vedere altri punti di vista o altre cose simili. Sempre in bici ovviamente. La GoPro Max mi ha messo in testa delle idee un po' strane. E non sto parlando di porno, anche se. Ciao Rosina, un'altra volta. Ho fatto tardissimo e mi aspetta un aperitivo de scondon. Detto questo passiamo al mio momento preferito.
Voilà! Pensavate alla birretta, eh? No, oggi sciopero. Io ve lo dico sempre di guardare il video fino alla fine. Vedete voi, modalità 360 della GoPro Max a parte. Vi piace l'idea che possa farvi vedere delle città raggiungibili in bicicletta e magari raccontarvi qualche aneddoto di esse? Non so, è un'idea, Ho bisogno di un vostro parere. Che idea avete riguardo alle e-bike full suspension, ovvero e-bike enduro quasi DH? Vi piacciono? Sareste interessati? È ancora tutto campato per aria, ma vedremo. Mai dire mai. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale qui sotto, cliccando su iscriviti e attivando la campanellina. A voi non costa niente, a me porta il beneficio. Più siamo, meglio è. E seguitemi su Instagram questo qui, per vedere anticipazioni dei vari video, il mio lavoro di fotografo e tutto ciò che faccio. Faccio storie più o meno tutti i giorni e quasi nessuna seria. Se volete invece vedere i percorsi, date un'occhiata a Strava, mi trovate cercando Roby Bragotto. Anche per questa volta è tutto, ci vede alla prossima appena avrò qualcosa di nuovo e grazie ancora a tutti. Ciao! Ma c'è il bar chiuso! Non ditelo a nessuno, lo Blow Bar. Ho anche fatto il logo. Birra, grazie. Distanza e sicurezza, Cina. Salute.